Ma è pieno contatto con il commissario Borrelli, visto e considerato che ci siamo sentiti già più volte. C'è da dire che noi siamo assolutamente sul pezzo perché l'organizzazione che ci siamo dati da sanità ci permette di essere molto più reattivi, visto e considerato che negli hub provinciali abbiamo le task force, una task force regionale da sempre costituita e poi tutti i reparti di malattie infettive. Per cui siamo in grado di affrontare questo tema, ovviamente con anche serenità per quanto possibile, visto e considerato che dobbiamo evitare in ogni maniera che non diventi psicosi. Beh, Cina è ovviamente il riferimento, visto e considerato che sono oltre 12.000 cittadini che hanno contratto il virus e abbiamo in questo momento 259 persone che hanno perso la vita. Sappiamo che questo coronavirus è meno patologico, meno invasivo di SARS o di altri virus, però è pur vero che oggi dobbiamo avere la massima allerta, visto e considerato che dobbiamo fare in modo che nessun cittadino sia a rischio. In Veneto un solo caso finora. Ma guardi, rispetto alle linee guida definiamolo caso perché comunque è un cittadino rientrato dalla Cina che aveva i sintomi prescritti, che sono quelli previsti, che sono quelli delle malattie delle vie aeree principali e inferiori, e per cui è stato analizzato, ma non è un caso di coronavirus. Ovviamente sì, partiamo da un presupposto che le linee aeree verso la Cina oggi sono messe in discussione. Partiamo dal presupposto che c'è psicosi e quindi lo abbiamo già nelle notizie per Venezia, che dopo l'alluvione, ad esempio Venezia, rischia di subire un ulteriore arresto anche con questa partita. In generale le imprese del Veneto hanno difficoltà nel mandare ovviamente lavoratori veneti in Cina e dall'altro anche di intensificare le relazioni con la Cina in questa fase nella quale ci vuole la massima precauzione. Guardi, non ce l'abbiamo perché è difficile avere questo numero, però è pur vero che molti veneti sono in Cina, sono lì stabilmente o diciamo in maniera temporanea per lavoro e quindi sono tutti veneti che qualora fossero confermate le chiusure delle linee aeree su Cina dovranno avvalersi di un ponte aereo messo in piedi dal governo per tornare a casa. No, questo non è previsto dalle linee guida. Ci sarà un monitoraggio della temperatura corporea, ci sarà il monitoraggio dei sintomi perché comunque le linee guida dicono che il paese di provenienza, quindi la Cina, ha accostato il tema dei sintomi, fa scattare l'allarme e quindi si fa la verifica, come è accaduto per l'unico caso in Veneto dove la verifica è stata negativa, nel senso che non c'era coronavirus. Ma sì, vaccinatevi anche se il vaccino non serve a nulla per il coronavirus, ma ricordiamo che qui c'è la sovrapposizione anche del picco dell'influenza, quindi non è male assolutamente vaccinarsi, anche perché quantomeno nella sfortuna totale evitiamo che ci siano addirittura due virus che si sovrappongano, mettiamola così. Ma guardi, che comprendo fino in fondo l'apprensione. Lunedì peraltro, validata dal Ministero della Salute, uscirà una circolare. Però è pur vero che in assenza di sintomi e di temperatura corporea le linee, le direttive che ci sono non sono assolutamente corrispondenti al fatto di dover chiudere le scuole o allontanare i bambini. Ma che la sanità c'è la sanità, abbiamo un'organizzazione tale per cui siamo in grado di affrontare anche questa novità di questo coronavirus in virtù del fatto che in passato abbiamo fatto scelte organizzative che oggi ci permettono di dire che la task force funziona e che gli hub provinciali, gli ospedali provinciali hanno il reparto di malattie infettive che entra assolutamente in questa organizzazione.